morto ed un ferito grave è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in una cava a Giavara del Montello. Il 39enne Francesco Vona schiacciato da un rullo nel tentativo di salvare il collega alle lacrime del titolare. Dolore a Vittorio Veneto, dove vive la famiglia di Francesco Vona. Amici e vicini si stanno stringendo alla mamma Santina. I sindacati denunciano piaga senza fine. Paura a Bolzano, collassa una porzione del tribunale evacuato e dichiarato inagibile. La procura indaga per crollo colposo al lavoro per la ristrutturazione dell'edificio d'impresa di Farra di Soligo. Un'anziana di 83 anni è morta nella notte all'ospedale Cafoncello. Ieri sera alle 20 si era scontrata frontalmente contro un'altra auto in viale Brigata Marche a Carbonera. È giallo sulla morte di un 37enne indiano trovato ferito in un parco di Sant'Angelo. È morto dopo 11 giorni. La procura ha disposto l'autopsia. Le sue parole: sono stato aggredito. Aldina Orsi di Conegliano, la riunione straordinaria dei consigli comunali di 28 comuni, gli esuberi all'Electrolux, shock per l'intero territorio, dobbiamo fare massa critica. Dopo 10 anni da presidente, Mario Pozza lascia la Camera di Commercio di Treviso e Belluna. Tra l'eredità la nuova sede dell'ente, l'attuale edificio sarà demolito. Presentata la nuova stagione lirica e concertistica del Teatro del Monaco, 3 opere, un'operetta, 14 concerti, 2 spettacoli per le famiglie ed una matinée per le scuole. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque, l'avete sentito dai titoli, la cronaca in primo piano, un morto ed un ferito grave in prognosi riservata. È il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in una cava a Giavara del Montello. La vittima è Francesco Vona, 39 anni, di Vittorio Veneto, è rimasto schiacciato da un rullo nel tentativo di salvare il collega. 38enne di Villorba, aperta un'inchiesta. Non c'è parole. Tutta una famiglia, guarda, una grande famiglia. C'è solo la disperazione degli amici e dei colleghi dentro e fuori la cava Postumia Inerti di Giavara del Montello, dove Francesco Vona, 39 anni, di Vittorio Veneto, è morto schiacciato da un rullo, e questo nel tentativo di salvare un collega di un anno più giovane, residente a Villorba, che pochi istanti prima era rimasto incastrato con un braccio nel macchinario, sembra oggetto di manutenzione. Il 38enne è ora ricoverato al Cafoncello in prognosi riservata. Un atto di altruismo confermato anche da uno dei soci dell'impianto, Roberto Grigolin, visibilmente scosso. Appunto, esatto, per aiutarlo, è salito sul nastro, il nastro ha preso ha perso l'equilibrio, è andato sul collo, insomma, su una canala che ha rotto il collo, ci ha rotto l'osso del collo, sembra che sia questo, insomma. Un gesto di generosità, insomma, che l'istinto ti porta a fare. Attimi tragici prima delle 8 del mattino che la procura sta ricostruendo accanto a Carabinieri e Spisal, intervenuti con SUEM 118 e Vigili del Fuoco, sotto la lente l'attivazione delle procedure di emergenza e il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, rilievi meticolosi con la salma affidata al carro funebre dopo oltre 4 ore dall'incidente. Sul posto anche la madre che, colta da malore, è stata portata in ospedale con l'ambulanza. È una cosa che è inverosimile quello che è successo. Una persona che era da anni con noi. Era un lavoratore esperto. Almeno 6-7 anni, da quando siamo partiti, lasciamo ai vari preposti le risposte. E mentre le indagini proseguono, anche i ricordi scorrono. Pochi giorni fa Francesco aveva offerto ai colleghi il pranzo per il suo compleanno, piccoli gesti quotidiani che ora diventano giganteschi. Alle 6:15 l'ho salutato di moda, 6:10 là. Mi ha salutato: ciao Piero, come va? Come solito ho fatto 4 risate. Mi ha scritto Francesco numero 1. Vedo sempre io sono numero 1, vedo. Ieri questo? Ieri pomeriggio. E dolore a Vittorio Veneto, nella via dove vive la famiglia di Francesco Vona. Intanto si stanno stringendo alla mamma Santina. Ragazzo d'oro, abbiamo il cuore spezzato, dicono i vicini di casa. Tutti abbiamo il cuore spezzato, tutti, non ce n'è uno che non piange e che lo ricorda, una famiglia d'oro. Per me è stato un ragazzo
ad esempio, bravo, sempre gentile. In via Rosolén, alle porte del centro di Vittorio Veneto, è calato il gelo quando si è diffusa la notizia della morte sul lavoro di Francesco Vona, che al secondo piano di questo caseggiato viveva con la madre Santina. La famiglia Vona si era trasferita dalla Calabria diversi decenni fa, una vita di lavoro e sacrifici la loro, scandita di recente dalla scomparsa per malattia del papà Giuseppe. E dopo la morte del padre, questa non ci voleva, per la madre non ci voleva, per lui non ci voleva, perché a questa età, anche perché morire così mentre lavori, era veramente un bravo ragazzo. Santina nelle prossime ore sarebbe dovuta partire per la Calabria, dove ora riposa il marito. A Vittorio Veneto l'ha raggiunta l'altra figlia, che vive in Piemonte. Naturalmente io non mancherò di prendere contatto diretto con la famiglia, con la mamma, e naturalmente, ripeto, va il nostro cordoglio, profondo cordoglio, non solo dell'amministrazione comunale ma di tutta la città di Vittorio Veneto. Resta una riflessione più amara e generale, con la sindaca Bagliana che chiede un nuovo patto fra imprese e lavoro fatto di prevenzione, formazione e più controlli. Purtroppo nel 2026 continuiamo ad assistere a questi tragici eventi sui luoghi di lavoro, e questo ci deve far riflettere, perché appunto anche nella nostra Veneto, nella nostra Marca Trevigiana, dove diciamo il lavoro è regolamentato e ha delle normative ben severe, succedono queste cose. Ed oggi davanti ai cancelli della cava anche i sindacati, quella dei morti sul lavoro resta una piaga. Nella Marca Trevigiana una vittima al mese, cantieri e cave hanno un rischio elevatissimo. Una morte sul lavoro che a quanto sembra sia stata causata da un gesto di solidarietà di Francesco verso un suo collega, quindi nel tentativo di aiutare un collega ha pagato questo suo amore, questo gesto di affetto e altruismo con la sua vita. C'è un aspetto umano imprescindibile nella tragedia sul lavoro costata la vita al 39enne vittoriese Francesco Vona, e da questo partono gli stessi sindacati che si sono ritrovati davanti la cava della tragedia anche per vicinanza nei confronti dell'altro operaio rimasto ferito e dei colleghi. Il nostro compito è sensibilizzare un po' di più, ancora di più, la sicurezza sul posto di lavoro, anche perché quello che viene fatto generalmente forse non è ancora sufficiente. La realtà è che un amico, un collega, un fratello, un figlio oggi è venuto a mancare e non torna a casa. Ed è l'ennesima testimonianza che purtroppo in questi settori il rischio di infortuni, e nello specifico di infortuni mortali, è altissimo. E a dirlo sono i numeri che parlano di una piaga ancora difficile da debellare. Oggi siamo in media ad un morto al mese in provincia di Treviso, e questo purtroppo è l'ennesima vittima. Io penso che sia una sconfitta per tutti. Ogni volta che muore una persona in un luogo di lavoro è una sconfitta per la società. Serve sicuramente la formazione, serve l'attenzione, serve il rispetto della vita. Piangiamo una persona che non torna a casa, non potrà abbracciare la propria famiglia, e nello stesso tempo una famiglia nella disperazione. Paura a Bolzano dopo il cedimento del Palazzo di Giustizia evacuato e dichiarato inagibile. La Procura indaga per crollo colposo al lavoro per la ristrutturazione dell'edificio, un'impresa di Farra di Soligo. Un cedimento improvviso che poteva trasformarsi in una strage. È stato aperto un fascicolo per crollo colposo, al momento contro ignoti, per il cedimento del Palazzo della Giustizia di Bolzano. Il tribunale è inagibile dopo che all'alba è crollata una parte della struttura centrale dell'edificio. A rimanere lievemente ferita una donna addetta alle pulizie, colpita dai detriti mentre stava terminando il turno di lavoro. Il crollo è avvenuto attorno alle 6 del mattino e ha coinvolto circa un quarto dell'edificio, compresi alcuni elementi portanti. Nel palazzo erano in corso importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento affidati alla Merotto Bau, azienda con sede a Bolzano e Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Un'azienda storica del territorio, come spiega il sindaco Mattia Perencin. È un'azienda storica del nostro comune, un'azienda che lavora e ha lavorato anche per noi,
e non posso dire assolutamente nulla, per cui ho letto anch'io la notizia dai giornali, per cui adesso si cercherà di capire quello che è successo, però insomma un'azienda ineccepibile da quel punto di vista, un'azienda insomma che, ripeto, lavora nel territorio, con il territorio, con gli enti locali, e assolutamente non posso dire assolutamente nulla perché, ripeto, che io sappia non sono mai successi altre situazioni di questo tipo, e per fortuna devo anche dire la verità. Saranno ora gli accertamenti tecnici a stabilire le cause del cedimento e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo il tribunale resta chiuso, tutte le udienze civili e penali sono state rinviate, ad eccezione dei procedimenti considerati urgenti. Continuiamo con la cronaca, ancora sangue sulle strade della provincia di Treviso, un 83enne è morta all'ospedale Cafoncello dopo essersi scontrata frontalmente contro un'auto in viale Brigata Marche a Carbonera. Ho sentito solo il botto, proprio c'era tutta Carbonera che andava a vedere, tutta la contrada, tutti quanti che uscivano, che andavano a vedere. Quel boato che ha richiamato in strada decine di residenti annunciava una tragedia. È morta nella notte all'ospedale Cafoncello di Treviso Pierina Zanatta, 83enne residente a Treviso, nel quartiere Cannizzano, vittima di un violento scontro frontale avvenuto all'altezza del civico 141 in viale Brigata Marche, nel territorio di Carbonera. L'impatto si è verificato poco dopo le 20 tra la Citroen, guidata dall'anziana, e una Maserati condotta da un uomo di 39 anni di Mirano. Dai primi accertamenti, l'auto guidata dalla donna, probabilmente colpita da un malore, avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, rendendo inevitabile lo scontro. Un impatto che ha scosso l'intero viale Brigata Marche, la strada che collega Treviso a Carbonera, facendo correre tutti in strada per vedere cosa stesse succedendo. Ho sentito il botto e siamo usciti. Non c'era altro da fare, purtroppo. Ho chiamato i soccorsi. Erano le 9 che sono venuto a casa e sono andato, ho fatto 2 passi fin là e c'erano queste 2 macchine sbattute e basta con i pompieri. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, la donna era incastrata nell'abitacolo. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere e il personale del 118 l'ha trasferita d'urgenza al Cafoncello. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, l'83enne è deceduta poche ore dopo il ricovero. Il 39enne invece ha riportato ferite lievi. Per consentire i soccorsi ai rilievi, viale Brigata Marche è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Saranno ora gli accertamenti dei carabinieri a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Il schianto tra 2 auto nel pomeriggio di oggi in via Edificio ad Altivole, 2 feriti, tra cui una donna è trasportata al Cafoncello di Treviso e un uomo che viaggiava con le figlie di 1 e 2 anni che è rimasto leggermente contuso, illese fortunatamente le piccole. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che hanno provveduto a prestare soccorso agli occupanti dei mezzi, uno dei quali è rimasto intrappolato all'interno dell'auto. I feriti sono stati affidati alle cure del personale del SUEM 118 e trasportati, uno all'ospedale di Treviso, l'altro a Castelfranco Veneto, sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Ed è giallo sulla morte di un 37enne indiano. La procura ha disposto l'autopsia, le sue parole: sono stato aggredito, indagini dei carabinieri. È morto 11 giorni dopo il ricovero all'ospedale di Treviso. L'uomo, 37 anni di origini indiane, era stato soccorso nel parchetto di Sant'Angelo di Treviso con diverse ferite al volto e alla testa. La vittima, che era in stato di alterazione alcolica, aveva raccontato di essere stata aggredita da alcune persone poco prima. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate con il passare dei giorni fino alla morte. Un quadro complesso, una dinamica che ora, con il decesso, ha assunto un peso diverso. Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo di indagine. La procura ha disposto l'esame autoptico affidato all'anatomopatologo Alberto Furlanetto, che dovrà chiarire la causa della morte e stabilire se sia stata causata da un'aggressione oppure da una caduta accidentale. Da quell'accertamento dipenderà anche la direzione dell'inchiesta aperta dalla procura di Treviso, un giallo che ha ancora molte domande senza risposta. Gli investigatori intanto stanno acquisendo tutti gli elementi per ricostruire quanto accaduto nel parco. Stanno inoltre verificando eventuali testimoni, ma soprattutto stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per accertare gli spostamenti del 37enne e se lui fosse o meno con altre persone prima dell'arrivo dei soccorsi.
E torniamo a parlare dell'omicidio di via Castelmenardo. Per i difensori di Ade Ozuna il colpo fatale sarebbe quello al collo, per questo è stata disposta una superperizia. Noi siamo assolutamente convinti delle ragioni esposte dai nostri consulenti e quindi ci auguriamo che anche il collegio peritale nominato dalla Corte d'Assise confermi che in realtà l'unico colpo che ha determinato la morte di Favaretto sia stato quello sferrato al collo dello stesso. Se la superperizia dovesse confermarlo, la posizione seppur grave di Ade Ozuna, a difesa degli avvocati Fabio Crea e Mauro Serpico, si alleggerirebbe. Loro lo avrebbero colpito al torace, mentre sarebbe stata Traoré ad aver sferrato la bottigliata al collo di Francesco Favaretto. Ci aspettiamo, con questo approfondimento peritale, con un collegio che sarà formato questa volta da 3 periti, come avevamo noi un collegio di 3 periti, cioè con gli specialisti, chirurgo toracico e anestesista e rianimatore, che venga finalmente chiarito da un punto di vista scientifico, medico e quindi conseguentemente giuridico e giurisprudenziale quello che sarà, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè che quel colpo non è fatale. Intanto i 2 imputati sono stati messi per 3 mesi in isolamento diurno e notturno dopo la pubblicazione da parte di Cioccolocco del video girato dentro la cella e le offese che il rapper ha rivolto a sindaco e istituzioni. Gli imputati hanno preso assolutamente le distanze, hanno professato di non essere appartenenti ad alcun tipo di gang, dichiarandosi comunque dispiaciuti sia per quello che è successo, ma ancor prima per il fatto di aver violato le disposizioni che vigono all'interno di un carcere. Gli imputati rischiano l'ergastolo e la loro posizione dipenderà molto dalla nuova perizia. Se dovesse condividere la Corte d'Assise il fatto che non ha stato un colpo che ha causato la morte di Favaretto, si potrà riqualificare quella condotta criminosa in tentato omicidio, quindi un'ipotesi ben diversa, perché oggi astrattamente quella contestazione che noi abbiamo è un reato di omicidio aggravato con una pena ipotetica pari all'ergastolo. Tentato omicidio ovviamente ha una riduzione notevolissima di trattamento sanzionatorio. Ed ora parliamo di sicurezza, tema caldo a Mogliano dopo i ripetuti fatti di cronaca e la spaccatura in giunta. Il sindaco ha fatto il punto sugli investimenti. Sicurezza. Con un appalto da 275.000 euro, Mogliano consolida il servizio di sorveglianza privata sul territorio. Per 3 anni alle auto delle forze dell'ordine si affiancherà nelle ore notturne quella di una guardia giurata. Prevederà una pattuglia presente in città dalle 22 di sera fino alle 6 di mattina, tutti i giorni, anche nei giorni festivi, per 3 anni. Andranno a controllare quelli che sono i nostri 60 edifici nel territorio, ma di conseguenza faranno sicurezza nel territorio. Quasi 1 milione di euro nell'arco di 2 anni destinato alla sicurezza. Il sindaco Bortolato ha voluto fare in comune il punto perché questo è un tema caldissimo dopo i ripetuti fatti di cronaca e la polemica politica legata alla revoca delle deleghe all'ex vice sindaco e assessore di comparto Leonardo Muraro. Ai cittadini Bortolato chiede di aderire al controllo di vicinato, occhi umani affiancati a quelli elettronici. Sta aumentando sempre di più la nostra rete di videosorveglianza, in passato abbiamo visto importanti investimenti, quest'anno Buonisiolo, il prossimo anno stiamo pensando alla frazione di Disarmano. Grossi investimenti anche sulla caserma dei Carabinieri affidata al nuovo comandante Giuseppe Mazzetti. Per il rappresentante dell'Associazione Commercianti fondamentale è anche animare strade e piazze con eventi. Ritengo che la buona movida, ma comunque l'eventistica, possa essere un dispositivo di sicurezza urbana, far vivere la piazza con famiglie, persone che escono con uno spirito positivo di divertimento e riempiono gli spazi che di solito vengono occupati da chi preferisce stare nel buio e nel silenzio della notte. Ha rotto una serie di episodi negativi che si stavano sviluppando e speriamo che questa sospensione duri più a lungo possibile. Punto nero, l'amministrazione lo sa bene, la stazione dei treni. È una delle stazioni più frequentate del Veneto. Mogliano dal punto di vista logistico è in un luogo strategico e bisogna continuare a presidiare la stazione in luoghi più caldi in maniera continuativa e sicuramente più forte. Ed ora parliamo di Electrolux. Al Dina Orsi di Conegliano la riunione straordinaria dei consigli comunali di 28 comuni, per noi
sul posto. Lucio Zanato già pronto nello schermo. Lucio, buonasera. Buonasera, è appena terminata in questo istante questa riunione tra le 28 comunità, 28 sindaci dell'Alta Marca per un documento comune sul futuro dell'Electrolux. Ma sono con Paola Morandin e il sindaco Gianni Montesè, perché loro sono di fatto le prime linee, nel senso che voi non lo sapete, ma loro prendono il treno ogni volta e vanno giù a Roma e vanno a contrattare ogni martedì, e ogni martedì sera tornano. E Paola Morandin ci ha detto sono sempre più sconfortata. Perché? Sconfortata no, direi arrabbiata, perché anche l'ultimo incontro che abbiamo fatto martedì scorso è stata una conferma di quello che avevano detto all'inizio, ossia i 1719 esuberi rimangono, le produzioni se ne andranno e c'è un forse arriveranno ulteriori produzioni dall'estero, dall'Ungheria nel caso nostro, che però è un forse, quindi non c'è niente di certo. Su nessuna certezza noi non siamo disponibili a fare nessun accordo e nessun passo avanti. Altra cosa che mi ha fatto pensare quando ha detto che la produzione che voi fate a Susegana viene replicata in Cina sostanzialmente con gli stessi numeri, con un'unica differenza, che non c'è scritto Made in Italy, per cui noi rischiamo di comprare dei frigoriferi magari cercando anche di supportare Susegana e alla fine invece sopportiamo la Cina. Sì, la parte di produzione che l'azienda ha detto che smantellerà, che porterà da un'altra parte, in parte è già costruita in Cina, e il frigo, quello che loro pensano sia di bassa gamma, quindi che ha un valore minore, parte è già stato fatto in Cina. Lo stanno vendendo con il marchio Electrolux, però è di fatto un frigo non made in Italy, non fatto da noi, quindi parte della produzione è già stata esternalizzata. Ecco, concludendo, il 21 si torna davanti al Ministro, qual è la posizione dei lavoratori dell'Electrolux? Noi continuiamo a chiedere che il piano venga ritirato, che non ci sia un esubero, ossia i 1719 esuberi non esistano, e che le produzioni rimangano in Italia finché non si trova un'alternativa. Però non può esserci un passaggio con vediamo cosa fare, o ci sono o non ci sono. La produzione deve rimanere in Italia nei 5 stabilimenti che ci sono, e i lavoratori devono rimanere tali e quali quanto sono ora. Ecco perché, Sindaco, voi siete qui per ribadire che quando si chiude una fabbrica si spopola una comunità. Tra l'altro, come amministratore pubblico avete ricordato che l'Electrolux ha preso i contributi per rimanere qui. Sì, ha avuto i contributi per meccanizzare completamente gli stabilimenti. Dunque deve almeno sfrutterà questo investimento del territorio, perché una parte della meccanizzazione non è ancora andata in moto. La linea 3 dello stabilimento non è funzionante, non ha mai funzionato ancora. Ecco, però questa sera noi usciamo da questo Dina Orsi con un documento che voi avete proposto, che sarà sottoscritto da tutte le comunità e non solo, e poi arriverà dove? Arriverà sul tavolo del Ministro sicuramente, a parte naturalmente i vertici regionali, ma arriverà sul tavolo del Ministro perché il nostro interlocutore è la politica, è il governo, l'interlocutore. Il territorio vuole che il governo reagisca perché deve salvaguardare quello che c'era, perché la trasformazione in atto deve essere controllata. Non può uno si sveglia la mattina e per calcoli finanziari sposta una produzione da porta di qua alla porta di là, perché andremo a creare un mondo di poveri e un mondo che non ha possibilità di andare avanti. Ecco, tenendo conto che qui si è evocato lo spettro di Mel e quindi la triste vicenda anche in questo caso legata all'Electrolux. Detto questo, da Dina Orsi è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato e ai suoi ospiti. Noi continuiamo con il nostro telegiornale. Conferenza stampa di fine mandato questa mattina per Mario Pozza, presidente uscente della Camera di Commercio di Treviso, e Belluno, 10 anni di scelte a favore delle imprese, e a chi pensa ad un suo futuro in politica Pozza non lascia spazio a dubbi. Presidente, cosa si prova a uscire dalla Camera di Commercio per l'ultima volta? Beh, dispiace, però insomma bisogna farlo, e quindi ma ci lascio 10 anni della mia vita importanti, e quindi il cuore. L'ultima uscita ufficiale da presidente di Camera di Commercio, oggi Mario Pozza l'ha fatta riassumendo 2 lustri di esperienze e decisioni all'interno del Palazzo di Piazza Borsa a Treviso. Un incarico iniziato in salita. Siamo partiti in salita, sì, con contenzioso con fondazione, lo abbiamo chiuso, e adesso abbiamo presentato un progetto
ha un suo percorso e credo che questo dia motivo di soddisfazione per questo Consiglio camerale, per la Giunta e per tutto l'impegno anche che la struttura ci ha messo. E questa è una delle eredità che lascia al suo successore, l'imprenditore trevigiano di origini bellunesi Francesco De Bettin, e alla sua giunta, che saranno eletti lunedì mattina dal Consiglio designato dalla Regione. 23 rappresentanze dei diversi settori economici della Marca e del Bellunese, tra cui spiccano tra gli altri la riconferma di Angelo Facchin per l'agricoltura, di Carlo Miotto per l'industria e Raffaella Darros per la cooperazione. Una dirigenza che dovrà continuare nel percorso di fusione tra il Bellunese e la Marca. Abbiamo fatto sì che il sistema produttivo bellunese trevigiano avesse delle opportunità. Molti ricorderanno Mario Pozza come il presidente Globetrotter per aver letteralmente girato il mondo, esperienze che si sono sempre concretizzate in provvedimenti per le nostre aziende. Alle aziende trevigiane e bellunesi lascio questo consiglio: guardate oltre al vostro mercato, non abbandonate i vostri mercati, ma ci sono tante opportunità in giro al mondo, ma queste opportunità devono essere accolte con professionalità, con competenza e con il valore aggiunto che noi sappiamo dare ai nostri prodotti. Il futuro di Mario Pozza sarà comunque il mondo e le camere di commercio italiane sparse per i continenti, e a chi pensa che dopo l'economia arriverà la politica, lui risponde così. No, assolutamente, io ho il mio percorso da presidente di Asso Camere, quindi queste 86 camere continuerò, insomma non lascio assolutamente. Neanche se le offrono Treviso? Dove Treviso? A far cosa? Per fare il sindaco. No. Io ho sempre fatto la parte associativa, ce l'ho nel sangue, il DNA associativo e non quello della politica. E tra i primi impegni del nuovo presidente della Camera di Commercio Francesco De Bettin ci sarà la prosecuzione dell'iter per il palazzo di Piazza Borsa. Oggi il punto della situazione è la conferma: l'edificio sarà demolito. Oggi questo immobile è un signore piuttosto anzianotto che è anche invecchiato male, e quindi è un immobile che ha finito il suo ciclo di vita. Il palazzo della Camera di Commercio è vecchio, non più a norma, con problemi strutturali e antisismici, e non è di interesse storico e per questo sarà demolito. Questa è la valutazione dell'architetto progettista Gianfranco Trabucco e dell'ingegner Giuliano Marella dell'Università di Padova, secondo richiesta dell'ente camerale, in relazione al progetto di ristrutturazione che da lunedì passerà nelle mani della nuova dirigenza De Bettin di Piazza Borsa. Il fatto che diciamo questa cosa oggi ha anche un particolare valore perché, come sappiamo tutti leggendo i giornali di questa mattina, questa notte alle prime luci dell'alba il Tribunale di Bolzano è crollato perché era un edificio non molto diverso come età da questo, ma che evidentemente non aveva le caratteristiche idonee. Dell'edificio rimarranno le due facciate, quella di Piazza Borsa e di via Toniolo, mentre su via Fiumicelli il muro perimetrale arretrerà per valorizzare i palazzi storici oggi inglobati nella struttura. Dietro invece cambierà sostanzialmente tutto, con spazi aperti, mentre sopra un giardino pensile arrederà la terrazza aperta al pubblico. E con questa immagine di fatto si è concluso un capitolo della vicenda. In modo da consentire adesso di giungere al giudizio definitivo. Se oggi l'edificio non è ritenuto di valore, il giorno dopo, perché c'è una questione sulla data, per il fatto che compie 70 anni, non è che l'edificio acquista valore. E potrebbe essere questo il granello che ferma l'intero progetto da 50 milioni di euro, che ha già fatto lievitare il valore attuale dell'immobile. Così com'è, questo immobile vale circa 15 milioni di euro. Se invece teniamo conto del progetto, questo edificio vale circa 24 milioni di euro. Per coprire i costi di demolizione e ricostruzione si prevede la cessione di metà dell'immobile al soggetto che si aggiudicherà l'intervento, e ci sarebbero già cordate di imprenditori ma anche fondi di investimento pronti a fare l'affare, considerando l'attuale valore di negozi e appartamenti in centro storico a Treviso. E considerando che il valore attuale è circa metà dell'intero investimento, per la Camera di Commercio significa operazione a pareggio. Semplicemente la cessione della parte che non mi interessa di immobile compensa i costi di ristrutturazione. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio. Presentata la nuova stagione lirica e concertistica del Teatro del Monaco, 3 opere, un'operetta, 14 concerti, 2 spettacoli per famiglie e una matinée per le scuole. La stagione
lirica, sinfonica e anche concertistica, è sempre un momento di grande gioia per la città, perché la lirica, la musica qui a Treviso fa da padrone. Diciamo che tutte le attività culturali sono molto frequentate, ma il teatro nella sua bellezza, nella sua anche capacità di raccogliere, no? Questo pubblico di fronte agli spettacoli è veramente molto suggestivo. Svelata la prossima stagione lirica e concertistica del Teatro Mario del Monaco di Treviso, che incrementa l'offerta ed offre un programma che ai celebri nomi della musica internazionale affiancherà sulla scena anche degli artisti trevigiani. 3 titoli d'opera, un'operetta, 14 concerti, un format per le famiglie con 2 spettacoli, un matinè per le scuole, formazione del pubblico giovane e adulto con presentazioni, introduzioni prima dei concerti, prima delle opere, con musicologi e storici, quindi una stagione molto ricca che cresce rispetto anche nei numeri rispetto allo scorso anno. Un teatro di tradizione, quello di Treviso, che quest'anno osa un po' di più. 2 titoli diciamo di tradizione, tradizionalissima La Traviata, Pagliacci, un titolo ovviamente molto importante che mancava da Treviso da 27 anni, e poi abbiamo osato con un titolo del Novecento legato a Nino Rota, Il Cappello di Paglia di Firenze. Nino Rota sappiamo essere legato alle musiche da film di Federico Fellini, con le quali ha firmato molti di queste colonne sonore. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano il maltempo, il violento temporale che ieri pomeriggio ha attraversato il Bellunese ha provocato danni e numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia. Le situazioni più critiche si sono registrate a Danta e nel Feltrino, dove vento, pioggia e fulmini hanno causato danni ad edifici e abbattuto diversi alberi. Raffiche di vento, pioggia intensa e una forte attività elettrica hanno messo a dura prova il Bellunese. A Danta il vento ha strappato una porzione del tetto di un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'edificio con una copertura provvisoria. Per consentire l'intervento è stata chiusa temporaneamente la via principale del paese. Nel resto della provincia sono stati numerosi gli interventi per alberi caduti o pericolanti che in più punti hanno invaso la carreggiata, creando disagi alla circolazione, dal capoluogo all'Alpago fino al Feltrino. E proprio nel Feltrino il temporale è stato accompagnato da fulmini, forti raffiche e in alcune zone anche da una breve grandinata. A Feltre un fulmine ha colpito un camino abbattendolo. Anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza. Altri interventi hanno riguardato alberi pericolanti lungo la Feltrina, ad Anzua, Zermen e in località Vignui. Per far fronte alle numerose richieste sono stati impegnati sia i vigili del fuoco permanenti sia i distaccamenti volontari della provincia. 17 complessivamente le uscite, concentrate fra le 16 e le 21. Il progetto della centralina idroelettrica che sfrutterà l'acqua del Vajont fa discutere. Oggi sulla questione interviene il presidente uscente della Camera di Commercio, Mario Pozza. Lecito sfruttare l'acqua che scende dalla diga del Vajont? Un'apertura arriva dal presidente uscente della Camera di Commercio di Belluno Treviso. Belluno ha un suo petrolio che è l'acqua, ha un suo petrolio che è esploso con la diga per causa dell'uomo ma non per cause naturali. A ripensare di poter sfruttare, tra virgolette, di nuovo la diga di Longarone, no, ma pensare di sfruttare l'acqua che c'è con strumenti, con piccoli centrali o altro, questo a mio avviso si potrebbe fare. Per rispetto nei confronti della memoria delle vittime, contrarietà in passato era stata manifestata da Roberto Padrin nella loro duplice veste di sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno. C'è un problema a monte che ha generato oltre 2000 morti, se non ricordo male, e qui sta ovviamente anche ai bellunesi, ai cittadini di quell'area a pronunciarsi eventualmente. Assoluta contrarietà viene ribadita anche dall'assessore per la montagna della Regione Veneto, Dario Bond, per il quale sul Vajont non possono esserci posizioni intermedie. Non è una questione di convenienza economica, ma di valori, di memoria e di rispetto.
Bellunesi non solo vorrebbero tornare a farne uso, soprattutto nelle torride giornate che il meteo preannuncia. Parliamo del parco del Lombioi lungo il fiume Piave, ormai inutilizzabile dopo Vaia. Parco di Lambioi, quella che doveva essere lungo il Piave, la spiaggia dei Bellunesi. Il progetto di riqualificazione risale al 2023 grazie al decreto di riqualificazione urbana per un importo di oltre 4 milioni di euro, compresa anche l'area camper. I lavori iniziati nel 2024 dovevano durare 320 giorni. 3 anni dopo si è ancora in attesa del completamento di quanto progettato. Se voi entrate adesso al Parco Fluviale di Lambioi non si vedono i lavori fatti, meravigliosi lavori fatti 3 anni fa, è tutto in stato di abbandono. Quando c'era prima di Vaia la spiaggia di Lambioi Beach con tutte le sdraio, gli ombrelloni e tutto, c'era la vista sul Piave, c'era il muraglione in bella vista, era il muraglione dove gli studenti andavano a farsi le loro giornate di plau, a prendersi il sole, a fare la passeggiata e dove c'erano le scalette che scendevano. Cosa facciamo adesso? Un parco fluviale, la spiaggia di Lambioi e non abbiamo neppure la vista sul Piave? La piena scatenatasi con Vaia portò via ogni cosa, riuscendo perfino a smuovere alcuni dei blocchi dell'argine. Il dopo vide la giunta Massaro fare un progetto, poi varato da quella De Pellegrini. Entro il 30 luglio verrà chiuso il cantiere, perciò verrà aperto al pubblico il parco. Noi abbiamo messo a bilancio intanto adesso 21.000 euro che verranno deliberati il 31 di luglio per fare 3 pulizie fino a fine anno del parco completamente. Emblema della situazione il laghetto in fondo ai muraglioni, che nel rendering veniva presentato come piscina all'aperto. Ma quello è uno stagno a cielo aperto che sicuramente è stato costruito in modo sbagliato, perché se noi andiamo sul posto a vedere, la piscina sarà almeno 3 metri più alta dello scorrere dell'acqua del Piave. La progettazione di quel laghetto è stata fatta nel suo tempo, è stata fatta in relazione al fatto che ci fossero delle piene del Piave e che all'interno, nel momento in cui ci fossero state le piene del Piave, l'acqua andava dentro e veniva riempito il laghetto. Questi sono studi fatti da ingegneri, architetti, da tutti gli scienziati del mondo. La situazione oggi, in questo momento, non essendoci state piene, non è questa situazione qui. Tanto che allo studio il come portare acqua che scorra nell'invaso. Per i ritardi il Comune avanza la possibilità di applicare penali, garantendo che per metà agosto l'area sarà nuovamente fruibile per i cittadini. Entro la fine del 2026 entrerà in funzione il nuovo impianto fotovoltaico delle Masiere a Sospirolo. Sorgerà nell'area di un'ex cava dismessa riqualificata della Sevin del gruppo Azzalini, un investimento da oltre 1 milione di euro che punta a produrre energia pulita. Immagini di una ex cava che si prepara a cambiare volto entro la fine del 2026 e qui alle Masiere di Sospirolo che prenderà forma e sostanza l'impianto fotovoltaico da oltre 1 milione di kilowatt progettato da Sevin SRL, società del gruppo Azzalini di Belluno, un investimento di circa 1.180.000 euro che trasformerà un'area dismessa in una centrale per la produzione di energia rinnovabile. Il nostro progetto prevede la realizzazione di un impianto da 1 milione di kilowatt da utilizzare nella provincia di Belluno di energia green attraverso un impianto fotovoltaico realizzato in una ex cava in disuso. In precedenza abbiamo lavorato su altri impianti in provincia di Treviso adibiti a servizio di stazioni di servizio. Sui 13.000 metri quadrati della cava saranno installati oltre 1.300 pannelli fotovoltaici capaci di produrre energia sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 500 famiglie e 25 aziende del territorio. La produzione di energia pulita coinvolgerà anche cittadini e imprese attraverso una campagna di crowdfunding che si concluderà il 31 agosto. Quote da 300 euro in su, tasso di rendimento 9,50-9,75% a 4 anni. Dal lancio dell'iniziativa, poche settimane fa, si contano già 65 investitori. Abbiamo visto un bellissimo interesse da parte delle persone e stiamo un po' riscontrando quella che era, tra virgolette, il nostro desiderio di non avere grossi investitori, ma di avere tante persone che decidono di partecipare a questo progetto con importi
anche minimali. L'energia serve a tutti e allora dobbiamo cercare di dividere i profitti di questa energia tra tutti quelli che partecipano. Il crowdfunding è un modo per dare a tutti quelli che vi partecipano una remunerazione adeguata della loro partecipazione a questo investimento. Quello di Sospirolo rappresenta solo il primo passo di un piano più ampio verso un futuro di energia rinnovabile sul territorio. Abbiamo in previsione di realizzare altri impianti in provincia di Belluno, a San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Lentiai, e stiamo portando avanti la progettazione anche di un impianto a Castelfranco Veneto. Quello che speriamo noi è che con il crowdfunding escano allo scoperto tutti i simpatizzanti di queste iniziative e si possano fare a Belluno quei 20 mega che sarebbero stati l'obiettivo del piano energetico del PNRR, che invece vede pochi impianti, questo è il più grande, realizzati in questo periodo storico. Siamo al termine, non perdete l'appuntamento sabato 18 luglio con Antenna 3 che dalle 20:10 dopo i nostri telegiornali sarà in diretta per seguire la notte dei fuochi del Redentore a Venezia. Ci saranno i collegamenti dei nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna della tradizione fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti col naso all'insù per 40 minuti. Per scoprire come saranno i fuochi di quest'anno restate collegati su Antenna 3 sabato sera. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.